Solo su Eleven Sports, la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. Sponsored by Trattoria Cantù dal 1897. Alle Fornasette di Olginate in Riva All'Adda. trattoriacantù.com. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassifef.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti. L'esperienza che fa la differenza. fratellicalegari.it. Amaro, amarissimo esordio sulla panchina bluceleste per mister Gaetano D'Agostino al posto di Marco Gaburo, esonerato in settimana. Allo Speroni di Busto perde 1-0 il Lecco, minuto di silenzio per la scomparsa del patrono del Sassuolo Squinzi. Parte forte la Pro Patria, colpo di testa e la traversa. Battistini subito sull'angolo di Lenoci, un grande brivido per Safaricas, se la cava il Lecco, ma Vignati qui sbaglia, un rimpallo anche fortunoso. C'è l'intervento di Safaricas e poi però non può nulla, prima su Ghioldi, poi però su Mastroianni deve cedere il portiere greco. Rivediamo l'intervento maldestro e anche sfortunato di Vignati. Ghioldi si oppone come può Safaricas, poi però la porta è sguarnita per Mastroianni che fa l'1-0 per i Bustocchi, padroni di casa. Insiste la Pro Patria in questo avvio sconcertante all'Ecco, il cross di Lenoci dentro, il colpo di testa e la grandissima parata di Safaricas su Brignoli che sfiora il raddoppio al minuto 12. Ci prova allora l'Ecco, Maffei, palla centrale, arriva Pedrocchi, la conclusione però è altissima sulla porta della Pro Patria, rimane avanti Chinellato per Moleri, il pallonetto e l'intervento grandioso di Battistini che nega il gol del pareggio al centrocampista bluceleste, poi l'azione prosegue, pallone però messo dentro da Strambelli, non c'è pericolo, lo stesso neo arrivato in casa bluceleste all'esordio si accentra, lascia partire questo interessante sinistro che non inquadra però la porta di Tornaghi. Nella ripresa scende sulla destra il neo entrato Pedone, ne fa fuori due, la conclusione ancora un attento Safaricas, poi Mastroianni spara alle stelle, subisce anche un fallo che però non viene ravvisato, lo stesso Pedone questa volta col mancino non inquadra i pali di Safaricas. E allora Lecco, palla lunga per Fall, l'unico schema della ripresa, ciabattata mezza contratta da Battistini però per il giocatore neo entrato nella ripresa. Conclusione improvvisa di Giudici, Lecco è tutto qui in questa fase di partita, però viene parata facilmente da Tornaghi. Ancora la conclusione strozzata di Mastroianni, finisce 1-0 per la Pro Patria, un brutto Lecco, senza idee, con poco costrutto, nell'esordio di D'Agostino c'è tanto da fare.